Eventi culturali, economici, ambientali e sportivi e poi la riqualificazione di alcune aree come il Belvedere che dà Suoliena, la verniciatura della ringhiera che porta alla Statua del Redentore, il ripristino della fontana in Saledda o della cancellata in ferro e del Prato Verde del Parco dell'Anello. Sono questi alcuni punti del ricco programma di Prosumonte che il Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia ha messo in cantiere per l'estate 2017. Il calendario di appuntamenti è stato illustrato stasera al sindaco di Nuoro Andrea Soddu e all'assessore all'ambiente Giuliano Sanna, dai componenti dell'associazione presieduta da Antonio Costa. Tra gli appuntamenti un monte di solidarietà il 25 giugno con la partecipazione delle associazioni che si occupano di assistenza ai malati. Il 30 luglio in calendario la giornata clou a Suconnotu Prosumonte con la partecipazione dei cori e dei gruppi folcloristici nuoresi. Un ritorno al passato quando il monte era un luogo frequentato dai nuoresi e dalle famiglie. Il sindaco Soddu ha ringraziato il comitato per tutto quello che sta facendo fin dalla sua costituzione nel 2010 per il Monte Ortobene, una missione che vede l'associazione in prima linea per riportare i nuoresi sulla montagna tanto cara a Grazia Deledda. Manifestazioni che partiranno il 3 giugno con l'inaugurazione del Belvedere che verrà intitolata ad una personalità. L'assessore Sanna ha fatto il punto sui provvedimenti in corso di attuazione per il Monte, anche su sollecitazione del Comitato. È in corso il ripristino del parco danneggiato dalla bufera di neve e vento di gennaio, col supporto di Forestas. L'amministrazione sta predisponendo anche una serie di provvedimenti per consentire la riapertura delle strutture ricettive. Per interventi organici occorre completare l'iter della ZPS, manca il regolamento generale e il piano viabilità. Una volta predisposti dovranno avere il via libera dalla Regione. Il Comune intende intervenire anche sul PUC per consentire alle strutture già esistenti dei minimi adeguamenti al fine di essere fruibili per i privati o essere trasformate in strutture ricettive di piccolo taglio. Sul Monte c'è anche un accordo con l'assessorato agli enti locali che dovrebbe stanziare 800 milioni di euro. Ma da parte dell'amministrazione è stato ribadito c'è la massima attenzione per il Monte. Su questo fronte ben venga la collaborazione col Comitato Monte Ortobene Ultima Spiaggia.